Mentre il governo annuncia la proroga delle restrizioni fino al 13 aprile, la stessa regione è pronta a sua volta ad adottare una nuova ordinanza più restrittiva. Nessun contrasto tra i due provvedimenti, dice Zaia. Sito dell'Inps in tilt nel giorno in cui gli autonomi potevano iniziare a chiedere il bonus da 600 euro. A causare il caos due fattori: un attacco hacker e i troppi accessi. In poche ore da Bergamo al cimitero di Padova il triste corteo di camion dell'esercito con le salme delle vittime del coronavirus destinate alla cremazione. L'assessore regionale al turismo Caner annuncia che i pazienti in uscita dai reparti Covid potrebbero presto venire accolti in alberghi appositamente dedicati. Il comando di polizia locale di Treviso ha attivato da qualche giorno un nucleo dedicato al controllo dei prezzi nei supermercati dopo le segnalazioni pervenute dai cittadini. È in corso nel comune di Bassano la distribuzione delle mascherine inserite in busta chiusa nella cassetta delle lettere, ma alcune di queste sono state rubate. La segnalazione della Protezione Civile. Ogni giorno alle 11 un nuovo appuntamento su Antenna 3, poco prima dell'edizione straordinaria, un momento dedicato ai bimbi più piccoli con lettura di favole e storie. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura i nuovi aggiornamenti arrivati dalla Regione del Veneto e da Azienda Zero pochi minuti fa. Si tratta del secondo bollettino ufficiale di giornata. Siamo arrivati a 9.748 casi di contagio dall'inizio dell'emergenza. Casi attualmente positivi, quindi di questi 9.748, 8.626 sono i casi di positività attuale. Nelle ultime 12 ore 16 sono stati i decessi in ospedale per quanto concerne il coronavirus, 3 nel Bellunese, 2 a Belluno, 1 Feltre, 2 nel Trevigiano tra Vittorio Veneto e Monte Belluna, 3 nel Veneziano, 2 ad Olo, 1 a Venezia Centro Storico, 2 in Polesine all'ospedale di Rovigo. Per il Padovano un decesso con Covid-19 a Schiavonia, 1 all'azienda ospedaliera di Padova, 3 nel Veronese. Questa la triste contabilità quando gli isolamenti domiciliari arrivano a quota 20.275. Il dato cumulativo dei decessi è di 517, di questi 489 in ospedale. Questa quindi il bollettino ufficiale appena diramato dalla Regione del Veneto, mentre il Governo ha annunciato la proroga delle restrizioni fino al 13 di aprile, con la stessa Regione che è pronta a sua volta ad adottare una nuova ordinanza. Nessun contrasto, dice Zaia, tra i due provvedimenti, ma per Zaia bisogna anche evitare il cosiddetto effetto Hong Kong. Sentiamo. A me sembra chiaro che in Veneto funziona sempre nella solita direzione dell'ordinanza. Si esce di casa per prendere una boccata d'aria, fare 2 passi nel raggio, nella distanza dei 200 metri da casa. Penso che il Viminale abbia chiarito la sua posizione relativa all'accompagnamento del minore nel momento in cui ci siano degli impegni indifferibili, come andare a fare la spesa piuttosto che andare allo sportello bancario o in farmacia, che il minore che non si può lasciare da solo lo si porta e viene accompagnato, tutto lì. Nessun contrasto quindi tra le ordinanze regionali in vigore e le nuove misure adottate dal governo, con la proroga delle restrizioni fino al 13 aprile, e questo con l'apertura ai genitori che non possono lasciare i figli minori a casa. A sua volta però Zaia conferma l'intenzione di prorogare anche l'ordinanza della regione una volta pubblicati i testi dell'esecutivo, ordinanza che continuerà a essere più restrittiva di quella nazionale. Noi confermiamo che appena sarà uscito, pur avendo, come si dice, una base giuridica decisamente complessa, ma comunque abbiamo già preparato e scritto un'ordinanza restrittiva per confermare le misure in essere e anche per alcune novità. Per Zaia non va allentata la tensione, né si può parlare al momento di riapertura delle attività produttive e commerciali. Il rischio è quello di finire come Hong Kong. Hong Kong fa la quarantena, la fa severa, libera dalla quarantena i cittadini di Hong Kong e si ritrova a dover rifare la quarantena per la troppa velocità nel aprire e soprattutto io aggiungerei nell'aprire senza un criterio, perché comunque noi non possiamo pensare
a ripartire da zero con un nuovo processo, cioè questo è quello che vogliamo evitare. Una volta che si apre punto e basta. Tenere duro è l'imperativo categorico, così come bisogna andare avanti con le sperimentazioni, vale per i test sierologici sul fronte immunitario che su quello dei farmaci per la cura, come il discusso Avigan. È talmente innamorata sta storia dell'Avigan che in Giappone, ve lo dico, lo troverete in pagina domani o dopodomani sulla stampa nazionale, hanno iniziato la somministrazione a tutti i giapponesi. Quindi Avigan lì lo stanno somministrando. Quindi dico, perché non sperimentarlo? Noi siamo i primi candidati a sperimentarlo, spero che ci arrivi quanto prima il prodotto dalla Fuji, che è l'azienda che è titolare di Avigan, e in maniera tale che si possa testare. Resta la partita dei tamponi, 10.000 sono quelli fermi in frigo per la mancanza di reagenti, la situazione però si sta sbloccando con una soluzione fatta in casa. Forse una buona notizia c'è, perché oggi parlando con il dottor Rigoli, che è il coordinatore, ci fa da coordinatore con le microbiologie, oggi ci ha detto che forse il brodo ha preso forma, nel senso che il reagente prende forma e quindi potremmo avere qualcosa di fatto in casa. E la giornata di oggi è stata contrassegnata dal caos delle richieste del bonus da 600 euro, con il sito dell'INPS intasato e hackerato, ritornato accessibile solo nel pomeriggio. Il presidente regionale ha chiarito: non si tratta di un click day, ma utenti e categorie temono che i soldi non bastino per tutti. Cauti i sindacati. Non era un cosiddetto click day, ma gli italiani, temendo, per dirla in parole semplici, che i soldi non bastassero per tutti, si sono comportati come se lo fosse e dalla notte hanno tentato in massa di accedere al sito INPS per chiedere il bonus da 600 euro previsto per gli autonomi. Questo ha fatto sì che c'è un boom di accessi assolutamente insostenibile per qualsiasi tipo di sistema informatico. Inoltre questa mattina, lo ha detto anche pubblicamente il presidente Tridico, noi lo sapevamo già dagli scorsi giorni, ci sono stati anche degli attacchi di hacker che si sono concentrati su di noi, sullo Spallanzani, su una serie di strutture pubbliche. Così in diretta su Antenna 3 il direttore regionale dell'INPS Antonio Pone, sito nazionale in tilt con tanto di scambio di dati, quindi di informazioni sensibili, visibili da un utente all'altro. Portale accessibile per ore solo a consulenti del lavoro e patronati, poi dal pomeriggio di nuovo ai cittadini. Le persone, però è importante che i cittadini sappiano che non c'è nessun click day, quindi le domande saranno lavorate anche se pervenute nei giorni successivi a oggi, che era il primo giorno per presentarle, quindi non c'è nessuna differenza tra una domanda presentata il 1° aprile, il 10 aprile o il 20 aprile. Peraltro, qualora anche si esaurissero i fondi disponibili, il governo ha già fatto sapere che le misure saranno rifinanziate. Ma la preoccupazione delle categorie, già manifestata nei giorni scorsi, rimane, come testimonia il segretario veneto della CNA, Matteo Ribon. Purtroppo l'avevamo detto, nei giorni scorsi avevamo annunciato che il sito non avrebbe tenuto tutte le centinaia di migliaia di richieste che arrivavano per la domanda dei 600 euro. Avevamo chiesto al Ministro e anche all'INPS di ascoltarci rispetto alla possibilità di fare un invio massivo e lavorare in cooperazione applicativa. Queste due cose avrebbero potuto evitare il collasso di questa mattina. Più prudenti i sindacati che guardano oltre alla questione di servizio. L'INPS è chiamato e sta facendo un lavoro straordinario, perché chiaramente oltre a gestire tutta la produzione che faceva prima, adesso ci sono tutti questi nuovi sussidi, senza dimenticare che tra poco ne arriveranno di nuovi, quindi è un lavoro importante e bisogna avere anche qui la dovuta pazienza che la macchina vada a regime. Questa crisi è una grande opportunità perché ci può far uscire tutti con meno disuguaglianze. Cioè, se prima avevamo i lavoratori di serie A e di serie B rispetto alle protezioni sociali, adesso abbiamo fatto un passo in avanti verso protezioni sociali più uniformi. Per un sito in difficoltà, un altro che invece è stato potenziato. Proprio in queste ore abbiamo testato CGIL Trento Risponde, cioè quello che facciamo con voi lo abbiamo inserito dentro al sito. Abbiamo fatto uno sportello cosiddetto online virtuale.
E proprio lo spazio con la CGIL, le vostre domande in diretta, andato in onda oggi nel corso della nostra edizione straordinaria del mattino, tornerà sabato alla stessa ora. Un nuovo appuntamento per poter parlare con il sindacato e chiarire tutti i dubbi legati all'emergenza coronavirus e il lavoro. Sul fronte economico il governo è pronto a varare il nuovo decreto entro Pasqua prevedendo maggiore liquidità per le imprese. Lo ha annunciato sempre oggi nel corso della nostra diretta il sottosegretario all'economia Baretta. Noi pensiamo di fare il decreto prima di Pasqua, quindi dare il cosiddetto decreto aprile. Stiamo provando a stringere i tempi per poterlo fare la settimana di Pasqua in maniera tale che ci siano queste risposte in tempi brevi. Nel merito, da un lato, come è stato già anticipato, noi riconfermeremo tutti i provvedimenti del decreto di marzo, aumentandoli, migliorandoli. Per esempio, è chiaro che allungheremo la cassa integrazione, decideremo poi di quante settimane, anche tenendo conto dell'andamento della parte sanitaria, ma non c'è dubbio che oltre alle 9 settimane c'è un allargamento della platea, ma anche un aumento del tempo di utilizzo. Confermiamo il bonus per gli autonomi e le partite IVA con l'intenzione, come lei ha ricordato poco fa, di incrementare questa cifra. Dopodiché c'è l'intervento su quello che possiamo chiamare il reddito di emergenza, cioè un intervento che va a sostenere tutte quelle persone che non hanno un reddito e non hanno altri mezzi di sostentamento e che oggi sono in una condizione davvero precaria a seguito del coronavirus e che quindi hanno dovuto chiudere attività e che quindi si trovano a non avere liquidità, risorse, e lì ci sarà un intervento abbastanza ampio. Stiamo individuando un po' qual è la popolazione e studiando le modalità con le quali erogarlo, un po' sulla scia dei 400 milioni dell'altro giorno per buoni spesa che sono stati assegnati ai comuni. E sono arrivate nel pomeriggio di oggi a Padova 25 bare da Bergamo all'interno dei camion militari, a salutarle anche il sindaco Giordani. 5 camion, 25 bare in arrivo da Bergamo per essere cremate nel cimitero maggiore. Un corteo silenzioso e solenne, 25 persone, nomi, storie, accolte qui a Padova per l'ultimo saluto. Il comune, come altri in Italia, ha messo a disposizione l'impianto di cremazione per dare una mano a quello di Bergamo, che ormai non riesce più ad accogliere i feretri all'interno della camera mortuaria. Vite strappate ai propri cari che forse non sono nemmeno riusciti a salutare, perché il coronavirus è anche questo. Il sindaco Giordani, con carabinieri e polizia locale, è arrivato a salutare i 5 camion dell'esercito. La benedizione viene impartita dal delegato della diocesi Don Marco Cagol. L'eterno riposo dona a loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Intanto oggi in diretta su Antena 3 l'assessore regionale al turismo Canera ha annunciato che i pazienti in uscita dai reparti Covid-19 potrebbero presto venire accolti in alberghi appositamente dedicati. Soggetti in convalescenza dopo la fase acuta del coronavirus, ospitati in alberghi dedicati. L'assessorato regionale al turismo sta predisponendo una delibera su sollecitazione dei settori sanità e protezione civile per creare delle strutture di transito per i pazienti in via di guarigione, un'opportunità sollecitata anche dagli albergatori. Di mettere in albergo quelle persone che magari escono da una situazione, diciamo, ospedaliera complicata, come può essere la terapia intensiva o semi-intensiva, e che quindi sono in una fase di guarigione, che possono essere messi all'interno
degli alberghi dedicati, quindi con una convenzione che viene fatta con la Regione Veneto per poter mettere queste persone in queste strutture, ovviamente, e questa sarebbe una grande novità che da un lato porta, se mi consente, anche un po' di respiro per gli albergatori. Un sollievo dal punto di vista economico per strutture attualmente vuote e con prenotazioni azzerate dall'emergenza virus, che saranno scelte in base a criteri di dimensione e soprattutto posizione. Gli albergatori effettueranno il servizio di reception, al resto penserà l'ULSS di competenza di ciascun territorio. Daremo priorità, per esempio, a quegli alberghi che hanno una certa dimensione, ovviamente, dovranno essere alberghi vicini entro il raggio d'azione di 20 km dall'ospedale. C'è una serie di caratteristiche che verranno messe in delibera e che favoriranno, diciamo, particolari ubicazioni rispetto ad altre. C'è già una lista di alberghi che sono, diciamo, disponibili e favorevoli. A Padova adesso, dove è già iniziata la distribuzione dei buoni spesa. Telefonate ed email ai contatti aperti dal Comune di Padova sono già cominciate ad arrivare. I dipendenti dei servizi sociali sono al lavoro per individuare i casi più bisognosi. I padovani risponderanno ad una serie di domande, se rientreranno nei requisiti firmeranno un'autocertificazione per ottenere i ticket. È partita così la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie che in questo periodo di emergenza si trovano senza reddito e non sono in grado di acquistare beni di prima necessità. I buoni fatti stampare a tempo di record dal Comune di Padova sono arrivati a Palazzo Moroni, scortati da 2 gazzelle dei carabinieri e depositati nel caveau di Banca MPS in vista della distribuzione. Per richiederle bisogna chiamare il centralino, chiamaci pure, è già attivo da 2 settimane, il numero si trova su Padovanet ed è attivo presso i servizi sociali del Comune di Padova. E abbiamo diviso le risorse in 100 euro per un nucleo di una persona, 200 euro per 2 persone, 300 euro per 3 persone e così via per 2 settimane. I buoni spesa sono a tutti gli effetti dei valori. La Guardia di Finanza ha cautelato con un sigillo di Stato i cliché in zinco utilizzati per una particolare stampa in rilievo che ne impedisce la contraffazione. In totale sono stati stampati 17.600 coupon del valore di 20 euro l'uno con scadenza 10 aprile 2020 per complessivi 352.000 euro, che costituiscono così una prima tranche dell'importo che il Comune di Padova metterà complessivamente a disposizione della cittadinanza in difficoltà economica. I rimanenti coupon verranno poi stampati in ulteriori 2 lotti con scadenze successive, in modo tale da impedire qualsiasi forma o tentativo di abuso e contraffazione. Grazie a tutti, grazie ai volontari, grazie alla Curia, grazie al sociale nostro, veramente grazie a tutti perché siamo stati velocissimi, è un bisogno fondamentale. Da Padova a Treviso, dove il comando di polizia locale ha attivato da qualche giorno un nucleo dedicato al controllo dei prezzi. Non è detto che gli aumenti che vediamo esposti nei negozi non siano giustificati. Gli stessi commercianti ci stanno spiegando che la merce arriva già con un sovrapprezzo. L'importante è che le nostre verifiche appurino che la fattura fatta dall'ingrosso sia giustificata con il prezzo finale. Questo noi facciamo, verifichiamo che il prezzo finale sia compatibile con il prezzo acquistato dal singolo commerciante. Gli agenti, rigorosamente in borghese, anche questa mattina sono entrati negli esercizi commerciali, nei piccoli negozi, negli ipermercati, annotando i prezzi, soprattutto di pane, frutta e verdura, carne e pesce. Sono state moltissime le segnalazioni che sono arrivate dall'inizio dell'emergenza di un aumento anomalo dei prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità, che in questo periodo stanno andando a ruba. Il timore è che qualcuno in questa emergenza possa averne approfittato e così il comando di polizia locale di Treviso ha istituito un nucleo apposito. Per ora, per i primi controlli che abbiamo fatto, non si registrano episodi particolarmente importanti da segnalare, però è un lavoro che va avanti, deve andare avanti per giorni e settimane, quindi per ora, per i primi controlli che abbiamo fatto, non si registrano episodi particolarmente importanti da segnalare, però è un lavoro che va avanti, deve andare avanti per giorni e settimane, quindi se ci sono segnalazioni l'invito per gli utenti è di chiamare la centrale e di segnalare anche via mail eventualmente. Chi dovesse essere scoperto a ritoccare i prezzi al rialzo potrebbe incorrere in pesanti sanzioni. Il codice del consumo prevede multe da 5.000 a 500.000 euro e anche il codice penale sanziona il rialzo fraudolento dei prezzi, addirittura con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 25.000 euro. E per noi adesso c'è la pubblicità, dopo.
Di nuovo in studio e andiamo a Bassano, dove è in corso in tutto il comune la distribuzione delle mascherine inserite in busta chiusa nella cassetta delle lettere. Alcune di queste però sono state rubate. La segnalazione è arrivata dalla Protezione Civile. Il furto delle mascherine. L'incredibile è realtà e accade a Bassano del Grappa. Mentre i volontari di Bassano Emergenze stanno proseguendo nel confezionamento e nella distribuzione agli oltre 43.000 abitanti del comune, alcuni residenti del centro storico e di Viale Venezia hanno segnalato di aver trovato nella cassetta della posta la lettera di accompagnamento, ma non le mascherine. Davvero incredibile come possono accadere queste cose. Dall'assessore alla Protezione Civile Tamara Bizzotto arriva un invito a tutti i cittadini. Il suggerimento che mi sento di dare è di recuperare immediatamente le buste lasciate dai volontari senza lasciar passare troppo tempo. Non solo. Nelle ultime ore falsi volontari hanno consegnato pacchi da 10 mascherine chiedendo 15 euro. La Protezione Civile ricorda che i volontari inviati dal comune sono tutti in divisa, non entrano nelle abitazioni, non chiedono soldi o altro in cambio. Episodi di questo tipo vanno segnalati alle forze dell'ordine chiamando il 112 o il 113. E come vi avevamo raccontato, il servizio del Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi continua in questa fase di emergenza, anche grazie all'aiuto della Croce Rossa che consegna le buste spesa a casa. I volontari sono partiti proprio oggi. Speriamo veramente di aiutare sia le famiglie che i bambini più piccoli e gli anziani. Oggi provvederemo a caricare tutte queste borse che voi potete vedere benissimo qua in fondo, che sono state caricate con tanto amore in tutti questi giorni da tutti i volontari della Croce Rossa. Le borse della spesa sono arrivate. Altre due? Grazie. Prego. Sacchi di pasta, scatolame, prodotti da forno, surgelati, omogeneizzati, pannolini, c'è tutto. Gli angeli della Croce Rossa hanno iniziato la consegna da questa mattina con i loro mezzi. Si sono divisi la provincia di Treviso per raggiungere le famiglie seguite dall'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Raggiungono persone che sono ai margini e che l'associazione ha imparato a conoscere e seguire da anni. Una boccata d'ossigeno per loro, ma anche la possibilità di avere un contatto con un servizio sanitario in questo momento così delicato. Il mondo del volontariato sta facendo la differenza oggi in provincia di Treviso, ma penso un po' in tutto il territorio, perché è grazie al volontariato che riusciamo a raggiungere e a soddisfare le istanze e le esigenze che arrivano dalle famiglie che vivono una situazione di povertà, anche famiglie che non avevano provato questa situazione prima. I mezzi sono partiti questa mattina dalla sede del banco presso la provincia di Treviso. Cosa vuol dire per lei questo banco solidale? È un motivo d'orgoglio per la provincia di Treviso, è un fiore all'occhiello, definiamolo così, perché conosco Mirella Tuzzato, conosco il temperamento, conosco il temperamento di Mirella e porta avanti una bella azione per tutti coloro che ne hanno bisogno. Quindi con il Banco Alimentare, con la provincia di Treviso a fianco di Rete Veneta e di Mirella Tuzzato, siamo qui. E rimarremo qui e troverete sempre un punto di riferimento coloro i quali hanno bisogno. Qui insomma una risposta la si dà e Mirella non mollare mai. Torniamo adesso a Padova, dove il rettore della Basilica del Santo, con in mano una reliquia di Sant'Antonio, ha benedetto la città e il mondo contro la pandemia. Ora vedete le immagini di spalle. E accompagniamo con la nostra preghiera il gesto che verrà compiuto. I portoni della Basilica del Santo si aprono alla città e al mondo per chiedere l'intercessione di Antonio per far cessare la pandemia. Un momento storico, una benedizione che mai prima d'ora era stata fatta, che le nostre telecamere hanno trasmesso in diretta. Il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, al termine della messa e dopo la recita della tredicina, è uscito sulla soglia del sagrato, sollevando il prezioso reliquiario contenente i frammenti di un dito della mano destra del taumaturgo portoghese. A quanti in ogni parte del mondo invocano con fiducia l'intercessione del Santo, conceda di essere saldi nella fede,
fiduciosi nella speranza e liberati da ogni pericolo, siano perseveranti nella carità. Amen. Vicino alla statua del Santo, che esce dalla Basilica solo il 13 giugno, padre Svanera ha recitato la preghiera a Sant'Antonio nel tempo dell'epidemia, composta dai frati della Basilica. È stato scelto martedì per impartire la benedizione e la grazia della cessazione della pandemia, in quanto è tradizionalmente il giorno della devozione antoniana. I morbi cessano, cessa il dolore, ove tu vigili, pianto non è. Queste le immagini davvero suggestive che ci arrivano da Padova, ma in chiusura vi ricordo due importanti appuntamenti con la nostra programmazione iniziati oggi. Alle 8:30 la Santa Messa di Papa Francesco in diretta da Santa Marta per i tanti fedeli che ci seguono, e poi altra novità, la TV dei piccoli, che vi accompagnerà ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 11 per mezz'ora prima della nostra edizione straordinaria, un momento dedicato quindi ai più piccoli con la lettura di favole, storie, tenere compagnia quindi ai bimbi in queste giornate non facili anche per loro. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, tempo stabile e clima via via più mite. Vediamo insieme la previsione di giovedì 2 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento su tutti i settori, vedete, della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Temperature in lieve ripresa, ma valori minimi ancora sotto zero o di poco sopra, massime invece tra 12 e 14 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole ovunque e precipitazioni assenti, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra i 12 e i 14. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con qualche addensamento, specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.